Gente indesiderata perché provocano sempre grane a tutti quanti. Bisogna stare sempre attenti, quello sì, però d'altronde bisogna viaggiare sempre con le antenne aperte. A San Liberale la gente è esasperata e chiede a gran voce maggiori controlli. Controlli come quelli in corso ieri sera che ovviamente nulla hanno potuto per impedire il delitto. Un problema già noto all'amministrazione comunale, quello della sicurezza nell'area. Circa una settimana fa, sempre a San Liberale, una donna extracomunitaria è stata oggetto di un pestaggio. In mezzo a tanti la mela marcia c'è sempre. E intanto l'assessore alla sicurezza Andrea De Checchi annuncia che in alcune situazioni puntuali l'amministrazione valuterà la possibilità di rafforzare i controlli e per quanto riguarda il prossimo periodo il vice sindaco sottolinea che quella zona sarà sempre più multietnica. È un villaggio che fra 10-15 anni sarà abitato quasi completamente da lavoratori che non sono italiani. Poi ce n'è stato un altro non tanti mesi fa in Viale delle Nazioni Unite, quindi questo peggiora la situazione. Prima ci vuole un'integrazione sociale, preparati a vivere e rispettare le norme della città di Treviso. E sulla vicenda è intervenuto anche il prefetto di Treviso Vittorio Capocelli, che ha annunciato come non sono previste ad ora riunioni sulla sicurezza del quartiere. Questi delitti sono sempre successi e succederanno sempre. Quindi.